Oggi si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi si parla del lavoro in sicurezza e della preziosità del lavoro nella nostra patria, nella nostra regione e nella nostra provincia. Purtroppo si registrano ancora troppi incidenti sul lavoro. Nel 2024 si registravano 543.021 incidenti sul lavoro e 1.090 morti sul lavoro, ancora troppi. Bisogna aumentare la sicurezza e far sì che il lavoro, che non è solo prezioso ma è fondamentale per il lavoratore e la sua famiglia, sia vissuto con tutte le garanzie necessarie che permettano al lavoratore ma anche all'impresa di essere più sereni nello svolgere le loro mansioni. Ricordiamo che questa iniziativa si inserisce nell'ambito del Giubileo. Si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo e delle giornate di studi sociali che l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro ormai da più di 20 anni fa ogni anno, e quest'anno abbiamo scelto proprio il lavoro. Questa sera parleremo di sicurezza nel mondo del lavoro, domani a Sciacca, la seconda giornata, parleremo del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. Si discute oggi di sicurezza nei luoghi del lavoro in questa iniziativa portata avanti da Don Mario Succia della consulta parrocchiale. Esatto, si discute proprio di salute e sicurezza perché ancora questo argomento non è arrivato completamente nella nostra cultura, quindi cerchiamo attraverso una serie di iniziative di diffondere il tema della salute e sicurezza, perché ad Agrigento abbiamo un trend negativo, soprattutto nella nostra provincia, dove stiamo cercando unitamente ai NAIL, e ringrazio in particolar modo il direttore, il dottor Filippo Buscemi, che ha una spiccata sensibilità, rapidità verso tutte le iniziative che potrebbero migliorare la sicurezza nei nostri luoghi di lavoro. Ecco, cosa si fa per migliorarla fattivamente? Stiamo cercando di portarla intanto nelle scuole, anche quelle primarie. Oggi sono contentissimo di questa iniziativa proprio in un oratorio, che è la base iniziale assieme alle scuole primarie, dove all'interno dell'oratorio si svolgono anche funzioni pedagogiche.